Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi nel canale vostro Marietto Veneziano. Da come avete visto dal titolo, oggi parliamo di narcisi. Ma chi erano sti narcisi qua? Con i social, con l'avvento dei social, i narcisi stanno facendo un flagello. Stanno facendo un flagello perché sono astuti, intelligentissimi e hanno una dote innata, la falsità. Ma prima di iniziare questo piccolo video, il vostro Marietto vi chiede di fare un bel click sull'iscrizione di Hildegard e Marietto Veneziano e di venirci a trovare nei nostri gruppi Facebook. Vi ricordo anche che su Telegram al lunedì sera alle 20:30 Hildegard e Marietto Veneziano, coadiuvati da Milas, tengono un percorso esoterico gratuito. Sono invitati tutti, siamo già a 170 e stiamo crescendo alla grande. In più ogni giorno alle 21 il Hildegard tiene un piccolo incontro per creare un cerco di fuoco, un muro di fuoco per proteggere lo stivale che in questo periodo vedete che è un po' sotto pressione. Ma adesso iniziamo a parlare di questi narcisi. Chi era Narciso? Narciso era un tipo, un soggetto che era così innamorato di se stesso che a un certo punto, guardandosi nello specchio d'acqua, voleva così tanto bene alla sua immagine che è annegato. Oggigiorno ci sono tante tipologie di narcisi, i più tremendi sono quelli proprio famelici, aggressivi, quelli che usano tutte le strategie per imporre il proprio ego, la propria qualità. Ce ne sono sia di sesso maschile che di sesso femminile, non c'è e non hanno pietà di nessuno. Quando entrano nello specchio, nel perimetro di una loro preda, usano tutte le tecniche possibili e immaginabili che sono innate dentro di loro per soggiogare e sodomizzare la persona. Anzi, hanno delle tecniche così sopraffini che la persona non se ne rende neanche conto. Capita alcune volte addirittura che persone ordinino o acquistino come si dice, dei lavori di alta magia operativa per attirare a sé questi narcisi. In altre parole, pagano per portarsi in casa il lupo, che lupo poi non è perché è ancora peggio. Diciamo che l'animale più aggressivo che c'è su questo pianeta è il cobra e il secondo più forte è l'orso polare bianco. Diciamo che un narciso a livello vibrazionale è un mix fra cobra e orso polare bianco, cioè proprio il top della gamma. Chiaramente con i social questa diciamo strategia dei narcisi va a mille. Perché? Perché riescono a sguazzare colpendo più prede in un colpo solo. In altre parole, a loro non gli interessa niente dei sentimenti e su, ad esempio, 1000 amicizie o maschile o femminile sparano nel gruppo e poi chi prendono, prendono. Come difendersi da questi personaggi? Quando si riescono a inquadrare, la prima cosa è tagliare di netto. Se non si riescono a inquadrare perché usano strategie di mimetizzamento così sopraffini e fini, allora o si cerca l'aiuto di un esoterista competente o di un mago di alta magia operativa che riesce a vedere com'è realmente il personaggio e a fare un quadro della situazione. Altrimenti la vedo molto dura riuscire a scappare dalle grinfie di un narcisista. Non hanno pietà di nessuno, sono bugiardi, sodomizzano le persone e anche a livello economico, se possono, alla fine riescono sempre a tirare a loro l'acqua al loro mulino. Quindi, cari amici, il suggerimento che vi dà il Marietto Veneziano, prima di tutto di fare un'indagine radiostesica sulla qualità delle vibrazioni, perché se è sotto 6.000 bovis e non è ammalato e non ci sono, come si dice, dei riscontri di potenziali squilibri energetici a livello fisico, molto probabilmente quella persona lì con un'indagine radiostesica si riesce a capire se è un narciso. A me è capitato anni fa, sto parlando di 7 o 8 anni fa, una signora che molto intelligentemente aveva incontrato un dottore e voleva vedere che tipologia di personaggio era. Chiaramente, per fortuna, diciamo, ha visto subito, tramite questa indagine radiostesica, che quel personaggio, a parte quella maschera che non è come questa, ma quella maschera di miele che aveva sopra, non era altro che una trappola per attirare le sue prede, e quindi ha lasciato stare sotto consiglio del vostro Marietto Veneziano. Quindi capita spesso di incontrarsi in persone mielose e mielate che hanno maschere, e non come questo, lo ripeto, che attirano le loro prede e le schiavizzano a livello sentimentale e ne fanno di tutto e di più.
purtroppo molte persone non se ne rendono conto se non alla fine del loro lavoro. Grazie cari amici, il vostro Marietto Veneziano ha finito qui e vi chiedo di iscrivervi al canale del Marietto Veneziano e di iniziare a trovare nei nostri gruppi Facebook. Grazie cari amici e alla prossima, ciao!